Salut a tutti, terza tappa Imoriani tra montagna e marina, settimana inter CFM. Femmo qualche passo andare, qualche mese fa c'è stato a festa di San Emiliano, come ogni anno dunque sopra Moriani c'eravamo dunque per voi e ridurremmo sopra piazza a Eric Bar per questo momento tra tradizione, canto e spertir. RCFM e Campacui. Allora, qui siamo in Sant'Ume Emiliano. Dunque Sant'Ume Emiliano è una chiesa romanica di XIX secolo che si trova nel comune di San Giovanni. Diremo che è la chiesa più alta di comune. È una chiesa che ci si unisce a Pei e il santo è festeggiato il 15 settembre. Allora, qui è un luogo interessante perché qui c'è la storia di santo, c'è la storia di santo Cessalea, come Montecristo, posto che sappiamo che San Emiliano era un santo che ha accampato avanti di 60 in Montecristo, nell'isola di Montecristo, nella rotta, dopo hanno fatto un monastero, una volta che lui è stato morto è diventato santo, e dunque c'è sempre Salea tra l'isola di Montecristo e Sant'Ume Emiliano, è un nostro Sant'Ume Emiliano, ce n'è un quastri, ma è veramente situato di punta all'isola di Montecristo, e a tal punto che di ciò che ne so dicevano che a vigilia di Sant'Ume Emiliano incendiano i fuochi qui e si rispondiano e Montecristo non incendiano i fuochi. È una tradizione che è stata fino a pochi tempi fa, posto che io quando ero zitello l'ho conosciuta, un caro incendia un fuoco a vigilia di Sant'Ume Emiliano. In Montecristo non c'era più nimo, ma infatti questa tradizione si era conservata. Non la facciamo più perché con il pericolo i fuochi non si può più fare. Questa è la storia, diremmo, religiosa, e poi è un luogo dove c'è questa storia di Calcagnetta, di quello che l'ha messa in un libro, ma forse che lui l'aveva intesa in un Mertino a Pinzabalo, ed è così che ne abbiamo dato conoscenza di questa leggenda di Calcagnetta. Ben inteso che è una storia di spertera perché infatti Sant'Ume Emiliano diremo come le di settembre, piove appena a stagione dell'estate, l'estate c'è assai a fare, che sia un comune, delle comune vicine, e c'è assai mondo, e infatti è vero che di settembre qui ci ritroviamo a Penuccia in un di più tra di noi. È vero, c'è quasi che corsi che collano qui, ci sono gente che stanno qui, gente che stanno di continente, ma c'è assai corsi, e dunque è un piacere di ritrovarsi, e soprattutto oggi con questo tempo, perché è vero che questa festa qui ha un successo in noi quando c'è un tempo come oggi. Lo scopo è di continuare a fare ciò che noi abbiamo sempre fatto, e di fare che quelli che bene noi l'abbiamo fatta con quelli che se ne sono andati, e ora cerchiamo di fare che quelli che bene dopo a noi che li continuino, e siamo tutti imburigliati, giovani, vecchi, e per che c'è un associo come da due feste qui, ma è una festa qui che va più lontano che l'associo, posto che c'è gente da strasoci, di l'associo di Gaccia, paesani, e dunque cerchiamo di fare che la sia una festa che adunisca tutto il mondo. Sempre qua su questa punta cavalcando a colomba, quando l'alba chiama spunta io mi fermo una stonda e scopriamo gli anni non ne sa nulla di ciani. Il suo paradiso di scoglie di virtù, indeciso chi ci ha dato la natura, e qui in fondo io la nostra via ammalata. Alla la punta del piede su di un locale,
la vede illuminata sulla punta di Lormeli, dove sta longa curata, sta stanca sulla cieli, ma ci muore a montagna, dove ci vuole l'Arcagna. La mia montagna calda si piena di poesia, la domenica pure chiara, guarisce di malattia, si bella come le stelle, i campi vicino a elle, si bella come le stelle, i campi vicino a Et demain, après la montagne et la tradition à San Mamiliano, retour en plaine de Moriagne pour retrouver deux jeunes maraîchers, Sébastien et Romain Brugnini. À demain donc pour notre 4e étape des Campacui, i Moriagne, tra montagne marine. RCFM et Campacui.